Bene, adesso passiamo alla dimensione tecnologica e di governance, che si avvicina appunto ai discorsi di politica, però è un pochino più vicina forse alla consapevolezza di come ci gestiamo, di cosa vuol dire la crescita della consapevolezza del circuito come, appunto, come istituzione nei prossimi anni, quando crescerà oltre i confini dell'Italia verso nuovi lidi. Per cui vorrei chiamare Giuseppe Littera di nuovo, che farà... Giuseppe, ci sei? Forse si sta ancora facendo l'archetto. Ora Giuseppe ci parlerà della visione futura di Sardex, secondo appunto varie brainstorming sessions tra i fondatori e tra i vari accademici, e poi modererai, l'archetto non ce l'hai, vabbè, pazienza. Poi modererai appunto la sessione successiva. Ti vorrei chiedere adesso di quello che devi dire, però la sessione successiva se puoi cercare di calibrare gli interventi in modo da non mangiare alle 2, cerchiamo di... perché siamo un pochino Facciamo in fretta? No, non in fretta, il tempo è giusto, però ecco, cerchiamo di essere... Okay. Io mi sposto e... Adesso va il terzo file, grazie Jonathan. Diciamo che il tema è vasto, ampio, quasi infinito. Di partenza era piattaforma e governance, però non ho trovato la traduzione di governance o una traduzione che mi piacesse e mi sono inventato la governanza. Vedete, se vi piace adottatela. Il sottotitolo appunto è una riflessione in progress, perché appunto il lavoro di ricerca e sviluppo diciamo che è praticamente infinito, a meno che uno non si voglia proprio da una parte arrendere all'impossibilità del cambiamento, oppure diventa infinito perché diciamo che chi è curioso, e io ho questo difetto, tendo ad approfondire e a riflettere in particolare sulle interdipendenze e le interazioni tra tecnologia e organizzazioni umane, perché alla fine la piattaforma è uno strumento abilitante, ma è abilitante di che cosa? Appunto delle interazioni e delle interdipendenze tra le persone e le organizzazioni di persone. Infatti, dicevo, probabilmente questa sarà stata la vostra reazione alla governanza. Qui vi lancio una sfida, diciamo un micro quiz, e poi entriamo un attimo nel sodo. Secondo voi chi ha detto questa frase? La leggo per beneficio di tutti. Non possiamo subappaltare le discussioni su cosa è appropriato, cosa è giusto, cosa è equo, cosa è diritto a qualche algoritmo, ad un qualsiasi algoritmo, neanche il più fascinosamente intelligente algoritmo. La traduzione quella è la mia. Quindi, idee? No. Qualcun altro che ci vuole provare e poi ve lo dico, dai. No? Vado? Varoufakis. E curiosamente Varoufakis, intervistato da Wired, che è una rivista tecnologica, rispetto a Bitcoin, rispetto alla situazione della Grecia, il famoso piano B, piano C, piano X, e vi invito a leggerlo, è un bellissimo articolo dove fondamentalmente Varoufakis fa notare una cosa che spesso non viene
viene presa in considerazione abbastanza, e cioè il fatto che qualsiasi forma e strumento tecnologico si porta con sé scelte che sono inerentemente, profondamente politiche. Anche solo, per farvi un esempio banale, il fatto che il signor Steve Jobs decise che il telefono doveva avere un pulsante, anche quella è una scelta che ha implicazioni politiche, perché poi nella progettazione delle applicazioni il fatto che c'è un pulsante rispetto a essercene 3 cambia determinate dinamiche. Così come le notizie che ci vengono mostrate nelle varie bacheche di vari anti-social media hanno anche quelle delle influenze, perché è stato dimostrato che rispetto a quelle che sono le predisposizioni o le cognitive bias, non lo so in italiano, quindi il fatto che non possiamo per definizione essere oggettivi influenza tantissimo la nostra vita. Come contesto sono qui appunto a cercare di raccontarvi un percorso che è durato almeno 2 anni, in particolare da quando Franco alla fine, l'ultimo anno in particolare molto intenso, in cui Franco un giorno me ne viene a casa, mi dice: Peppe, guarda, non arrabbiarti, ti devo dire una cosa. Io ho detto: Fra, tranquillo, non c'è problema, non mi arrabbio, già lo sai. E dice: guarda, non è che ti andrebbe di cambiare lavoro, nel senso non tanto proprio di cambiare organizzazione, ma di cambiare ruolo. E io gli ho chiesto: sì, dimmi un po', fammi capire perché. E Franco, con grande trasparenza e onestà, me l'ha detta così com'era. Mi ha detto: guarda, sei bravo, sei simpatico, sei tutto quello che vuoi, ma per far lavorare al meglio una squadra di informatici non sei proprio il massimo. E io mi sono trovato d'accordo. Chi ha lavorato con me quando facevo il Chief Technology Officer, quindi il capo della parte tecnologica, che oggi è gestita egregiamente, lo saluto a distanza perché è in Svizzera, da Luca Carboni, e gli farei un applauso. Grazie. E allargo l'applauso anche a tutta la squadra presente, passata e futura, c'è qualcuno in sala. E niente, mi dice: guarda, secondo me, secondo anche gli altri, è meglio che ti sposti un po' da una parte, no? Come si dice anche in sardo, a rima di Avabatti, perché magari è più utile che usi il tuo tempo per cercare di guardare un po' avanti. E io ho accettato la sfida e me ne sono anche pentito, grazie Franco, nel senso che appunto vivendo tra sogni e realtà già da parecchio, uscire un po' dalle mani in pasta dell'area IT e ritornare nell'astronave a cercare di identificare possibili traiettorie è bello. Credo i miei collaboratori, che ringrazio di nuovo, Lorenzo, Giovanni, Paolo, Luca, Marilu, eccetera, ci siamo divertiti. Non vi nascondo che mi manca un po' di sporco e di azione, però diciamo che abbiamo visto abbastanza, perché credo che avremo 10 anni di lavoro buono davanti, per cui per ritornare dai sogni alla realtà giusto, dobbiamo sistemare la navicella spaziale e partiamo. Ora, in questo percorso l'obiettivo, come stavo appunto dicendo, era immaginare future e possibili, e metto l'accento sul possibile perché sul futuro non c'è problema. Sulle possibilità è lì che è un po' più
complessa evoluzione di Sardex ho specificatamente appunto diviso tra la parte di comunità, rete sociale, relazioni, persone, offline, quindi fuori internet, come un po' oggi qui, molto reale e molto bello, che come piattaforma abilitante. E quindi torniamo al lato tecnologico. Questo excursus ci ha portato a vedere, e parto dalla parte tecnologica, che per assurdo è profondamente politica e ha profonde implicazioni sul resto, ma che a livello appunto di scouting, di esplorazione è un po' più facile. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto e utilizzato una serie di strumenti. Uno degli strumenti più importanti si chiama Platform Design Toolkit, che è come dire, una cassetta per gli attrezzi per progettare piattaforme. Sviluppata tra l'altro da 2 ragazzi di Torino, che tra l'altro ho conosciuto anche. Il primo vantaggio di utilizzare questo strumento è stato il fatto che siamo riusciti a inquadrare meglio tutte le parti che compongono la piattaforma. L'altra cosa interessante è che la piattaforma viene vista sia in questo caso come infrastruttura tecnica che come attori partecipanti, e quindi quando si parla di platform design si parla di relazioni chiave, risorse chiave, fattori abilitanti e i collegamenti fra tutti questi. E al centro del platform design c'è l'offerta di valore o la proposta di valore, che nel nostro caso è sempre quella classica appunto di permettere acquisti e vendite senza euro o con qualche euro e relazioni di prossimità. Poi cosa abbiamo fatto? Poi ci siamo tuffati nel bellissimo mondo delle blockchain. Non so quanti di voi sanno cosa vuol dire blockchain. C'è tanta gente esperta. Ultimamente infatti critico proprio la semantica. È stato detto da qualcuno, dice parlare di blockchain oggi non ha più senso, è una semantic wasteland, che tradurrei con una specie di immondezzaio semantico, più o meno, perché ci hanno attaccato, diciamo, è diventata una parola chiave su cui sono state attaccate tante cose. Io preferisco parlare di private and public ledgers, traduco registri pubblici e privati. Le blockchain non sono altro che degli strumenti che permettono a partecipanti ad una rete di condividere dei database, quindi delle liste di informazioni e valori in maniera pubblica, privata o anche, diciamo, ibrida. Questi registri distribuiti, i più famosi sono Bitcoin ed Ethereum. In brevissimo, Bitcoin come primo registro distribuito nasce pubblico e nasce con una governance che viene definita senza permessi, cioè con la possibilità per chiunque di partecipare. Ora, come insegna Yanis Varoufakis, anche il fatto di non avere la necessità di chiedere permessi è una scelta politica. Quindi vengono amministrati, gestiti, coordinati da dei protocolli, che io ho sbagliato, sono diventati i protocolos.
E cosa sono i protocolli? I protocolli sono modi di interagire, nel senso più tecnico. Quando parliamo di registri distribuiti, i protocolli determinano, per esempio nel caso di Bitcoin, quante unità monetarie vengono prodotte nel tempo, in quale modo queste unità vengono trasferite da A a B, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alle cose più interessanti per noi, arrivo a essere un po' più concreto, che sono generalmente definite DApps, e quindi Decentralized Applications, applicazioni decentralizzate, e aggiungerei, che non l'ho scritto, smart contracts. Cosa sono gli smart contracts e le applicazioni decentralizzate? Sono degli strumenti che si appoggiano su questi registri condivisi e che permettono a comunità, attori di interagire, e nel caso degli smart contract permettono interazioni che possono essere automatiche o semiautomatiche. Cosa vuol dire un'interazione automatica? Vuol dire che se siamo d'accordo che tale consegna di tale merce avverrà a tale giorno, alla consegna e alla certificazione della consegna possiamo automatizzare, per esempio, un pagamento. Caso semplicissimo di smart contract: delivery versus payment, consegna, pagamento. Diciamo che la parte più interessante è che questi accordi dinamici su piattaforme distribuite, speriamo, e nella nostra visione dovrebbero permettere, un po' come i grafi e gli algoritmi fatti con Yale, di aumentare la resilienza della rete, di aumentare la consapevolezza dei partecipanti e possibilmente, se ce la facciamo, di ridurre il carico di lavoro per chi gestisce la comunità e o la piattaforma, nel caso nostro Sardex. E cioè, per quanto ci possiamo mettere il cuore, l'anima e tutto il lavoro del mondo, se vogliamo immaginarci un circuito che non abbia 4.000 ma 4 milioni di aziende, beh, non credo che a Serramanna bastino i broker che ci sono oggi, ma anche se assumiamo tutto il paese, probabilmente non basta. Ora, io non è che sono contro il lavoro di per sé, ma diciamo che abbiamo ampissimi margini di miglioramento, sia nella gestione di quelle che sono le applicazioni e gli strumenti per chi Sardex lo utilizza, ma anche per chi Sardex nei territori vuole farlo crescere e vuole collaborare alla sua crescita. Un brevissimo punto sui tokens, che non so quanti sappiano cosa vuol dire tokens. In italiano sono gettoni, e diciamo che c'è mezzo mondo che è impazzito dietro appunto ai gettoni elettronici che viaggiano in questi registri distribuiti, che, se chiedete a me, altro non sono che dei gettoni digitali. Per cui, se io domani venissi con una bella scatola piena di gettoni di plastica e cercherei di fare degli affari, probabilmente verrei riso dietro, se non mi tirano dietro anche qualcosa. Però diciamo che negli ultimi 24 mesi nel mondo questo tipo di idea ha mosso forse una decina di miliardi di dollari. Ora, qual è l'effetto di questi decine di migliaia di dollari, billions, cioè decine di miliardi di dollari che si sono mossi? Ancora non si sa, perché è talmente decentralizzato, talmente distribuito e talmente virtuale che a oggi non si hanno dati concreti, perché vengono questi strumenti principalmente utilizzati come sistemi speculativi. È una cosa abbastanza curiosa che si è partiti nel 2009, quando siamo partiti noi è partito pure Bitcoin, diciamo un paio di mesi di differenza, e diciamo che la parte più tecnocentrica, più tecnologica si è sviluppata secondo una linea che io definirei quasi ipercapitalista.
siamo arrivati alla virtualizzazione di cosa hanno tokenizzato. Il verbo appunto è tokenizzare in inglese, che sarebbe gettonizzare. E cioè ci sono probabilmente 300.000 sviluppatori nel mondo che sono impazziti all'idea che possiamo gettonizzare questo, possiamo gettonizzare la pianta, possiamo gettonizzare gli appuntamenti nel calendario. E il concetto che per me non è risolutivo e non è un passo avanti è il fatto che stiamo semplicemente trasformando in mercati anche cose che magari non hanno bisogno di diventarlo, per il fatto che è quantificabile. Quindi è una situazione quasi paradossale. Esce fuori Nakamoto con un impulso appunto senza permessi, di autogestione quasi anarchica, poi arrivano dopo 3 anni a cercare di virtualizzare e commodificare, quindi trasformare in merce tutto. Beh, diciamo che tra le due ipotesi, tokens e nokens, rimaniamo in nokens e rimaniamo senza, per una questione quasi filosofica del fatto che se la moneta deve essere intermediario e facilitatore, non può essere oggetto. Altro piccolo punto, cosa abbiamo imparato alla fine? Abbiamo imparato una cosa molto positiva però, e cioè il fatto che queste nuove tecnologie nascono con uno spirito molto ribelle, allo stesso tempo poi hanno anche un aspetto molto positivo, e cioè che nascono su basi di codice aperto, quindi open source. Cosa vuol dire? Che lo sviluppo di queste infrastrutture, io le definirei delle infrastrutture globali in, come dire, se fossero dei microbi ancora, però dei germi positivi o dei kernel, che in italiano non lo so, porca miseria, tipo il nocciolo, è il seme di una pianta. Il fatto che siano appunto sviluppate in ambiente aperto fa sì che la collaborazione molto spesso in questo tipo di sviluppo sia superiore alla competizione. Per darvi un'idea, negli ultimi 2 o 3 mesi io e il team di sviluppo è stato contattato da molte realtà che lavorano su queste tecnologie, che hanno un problema direi quasi inverso al nostro, e cioè sono finanziatissimi all'infinito, perché in California, in Israele, in Francia, su certe iniziative non c'è la timidezza che c'è diciamo qui, però hanno un piccolo problema: sono partiti dalla nuvola, quindi dal cloud, e non sono arrivati al crowd, e cioè alla folla. Non sono arrivati ad essere, non hanno fatto quel passaggio che per noi è stato il punto di partenza. Noi siamo partiti offline, a piedi, senza le astronavi, e stiamo cercando di costruirla, questa astronave, o chiamiamo, adesso non so neanche se va bene l'esempio dell'astronave. Queste realtà invece, essendo partite da una prospettiva fortemente tecnologica e tecnocentrica, hanno fatto un sacco di lavoro, tanto bel codice, chi lo usa non si sa. Dove arrivano? A Serramanna. Arrivano dall'Argentina, arrivano da Israele, come dicevo, arrivano dalla Germania. Da Milano non è arrivato nessuno. Non so cosa succede a Milano, ma mi sembra abbastanza calma piatta. Detto questo, vado avanti. Quanto tempo c'ho? Mi sto allungando? Ce la facciamo. E la seconda parte, appunto, è relativa alla governanza. E questa è la parte più difficile, e dove vi invito da oggi a pensare, ragionare. Qualsiasi spunto è ben accetto. Qui la verità in tasca non ce l'avevamo, non ce l'abbiamo e non ce l'avremo. Sappiamo di non sapere e andiamo avanti così a sbattere la testa fino a quando non troviamo il varco. Quindi nello studiare ipotesi di governance o di organizzazione
complesse, abbiamo trovato e scoperto delle cose molto interessanti. La prima sono le organizzazioni caordiche. Cosa vuol dire caordico? Vuol dire un misto tra caos e ordine, una contraddizione in termini. Non so se sapete, ma il più grande sistema di pagamento al mondo, che è Visa, nasce come organizzazione caordica. Anche qui non so se sto inventando una parola nuova, prende governanza e caordica. In brevissimo è stata la genesi di Visa? Molti ce l'hanno in tasca, pochi sanno la storia. Visa nasce negli anni 50 come esperimento di Banca America, che è tra l'altro una banca fondata a San Francisco da un immigrato italiano. Banca America inizia a testare le carte di credito nel 1956. Cosa curiosa, il tasso di fregature che si è presa Bank of America nel primo pilota in California delle carte di credito era il 25%. Quindi davano 4 carte in giro con $500 di scoperto. Dopo un anno è stata una tragedia, quasi talmente tragici i risultati che Bank of America mette in dubbio il fatto di continuare l'esperienza. Arriva a un certo punto a, come dire, scardinare la situazione un signore che si chiama John D. Hawk. John D. Hawk John D. Hawk lavorava per Banca America e per primo lì dentro ha un'intuizione geniale, ultra controcorrente, e cioè dice a Bank of America questa cosa, se vuoi che cresca, non la puoi controllare solo tu. Non può essere il tuo giocattolo, non può essere il tuo strumento per conquistare un altro mercato. E da qui, diciamo che ci hanno messo dal 56 al 73, per cui non è una cosa di 2 giorni, c'è stato tutto un percorso che ha portato alla nascita di Visa. Solo per scegliere il nome Visa ci hanno messo 4 anni. L'aspetto più interessante dell'organizzazione, del modello organizzativo di John D. Hawk stava nel fatto che tutte le banche, i partecipanti di Visa sono banche, tutti i partecipanti avevano voce e possibilità di decidere la governanza del sistema. Dal 73 a credo l'89, non vorrei sbagliarmi sull'ultimo, Visa ha funzionato come una cooperativa a servizio dei propri partecipanti e in questo modo è riuscita a diventare uno strumento, almeno nel mondo occidentale, abbastanza capillare. La forza in particolare del modello caordico è che era organizzato con non vi ho messo il diagramma perché è veramente complesso, ma con una serie di consigli di amministrazione, se li vogliamo definire così, boards, che sono tutte in relazione l'una con le altre e con un board principale, quindi il livello diciamo decisionale, dove per esserci decisioni vincolanti ci doveva essere o oltre il 66, quindi 2/3 dei partecipanti che approvano, oppure 2/3 del volume transato. Cosa voleva dire? Che se JP Morgan, che ancora oggi fa il 30% del transato di Visa,
vuole cambiare il giallo per farlo verdolino sul logo, siccome transa il 30% può presentare la proposta. Poi, se viene approvata dai 2/3, diventa, come dire, messa in pratica, viene implementata. Curiosamente abbiamo una struttura di governance molto democratica. Vado avanti, quanto tempo c'ho? Poco. Sempre in uno studio dove appunto abbiamo visto Visa ci ha colpito appunto per le interazioni democratiche tra le varie parti e per un sistema di governance condiviso. Un altro caso molto interessante che io minimamente conoscevo è Bosch, quelli che fanno i trapani. Ok? Bosch è un'azienda che è nata da un signore che si chiamava Alfred Bosch, che ha avuto la fortuna di essere molto bravo a fare trapani e ha trasformato un'azienda familiare in un'azienda che oggi fa, credo, 80 miliardi di fatturato, 70.000 dipendenti, una roba enorme. Bene, Bosch ha però una particolarità, è una steward-owned organization. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Bosch non può essere, è una società privata, ha una holding, ha delle partecipate che sono in borsa, ma ha una struttura di controllo dove i diritti di voto, i diritti sui dividendi, e ne fanno di dividendi, signori, e me ne sto dimenticando una, diritti di voto, i principali sono i diritti di voto e i diritti di dividendo, non sono nello stesso contenitore e non sono le stesse persone. Ha una struttura tale per cui l'obiettivo di Bosch in partenza era creare valore nel tempo senza un limite. Cioè lui ha detto: io non voglio che mio figlio, che non gliene frega niente, mi prenda la ditta e me la schianta al muro. Vorrei che questa realtà che ho creato fosse partecipata, avesse un impatto a lunghissimo termine. E queste due particolarità hanno permesso a Bosch, questo ha un effetto incredibile nella pratica, di diventare leader su tutto quello che è le batterie e i meccanismi di risparmio energetico e di efficientamento energetico sugli utensili, perché non avendo la pressione e l'obbligo di dare la precedenza agli azionisti, tutti i dividendi li ha investiti in ricerca e sviluppo. E in una fondazione non profit. E in una fondazione no profit. Quindi, per assurdo, Bosch ha fatto due cose interessanti. Uno, non ha messo a capo dell'azienda il figlio che non gliene fregava niente. Due, ha fatto sì che Bosch si strutturasse in modo tale da non essere dipendente dai cambi del mercato e potesse avere al contempo un impatto sociale con la fondazione caritatevole e un impatto sulla vita di chi utilizza quei prodotti, perché ha investito in ricerca e sviluppo più di tutti gli altri concorrenti ed è il leader. Direi che siamo alla conclusione, sembra un ottimo punto, perché okay. ora c'è un altro panel, prima di pranzo. Okay. La conclusione qual è? Ce ne sarebbe ancora molto da dire. Più o meno l'hai detto. L'ho già detta? Vabbè, diciamo, provo a ridirla che non avevo proprio pensato. Abbiamo di fronte una sfida che è tecnologica, nel senso che possiamo e vogliamo migliorare moltissimo i servizi che offriamo, ma è metà della medaglia. L'altra sfida è una sfida umana per le organizzazioni che con noi lavorano e con noi vorranno lavorare, è per trovare delle soluzioni che ci possano
possano far crescere Sardex, e dico Sardex come modo di fare economia e non come realtà, utile in tutte le economie locali che ci sono, e sono tante. Fantastico.